I No Green Pass alzano il tiro della protesta. In 54 città sarebbero pronti a bloccare le stazioni il 1° settembre, giorno in cui il certificato sarà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza. La chiamata su Telegram, anche 8 città venete nel mirino. Veneto, piano scuola in arrivo con scuole sentinella e tamponi salivari. Il governatore Zaia: vogliamo garantire un anno scolastico in presenza per tutti i ragazzi. Concluso il ponte aereo tra Italia e Afghanistan, è aumentata l'attenzione del governo sulla possibilità di attentati terroristici nel nostro paese. Le parole del ministro Federico D'Incà. Tragedia in vacanza in Toscana, il sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari, muore annegato, aveva 52 anni, shock in paese e in tutta la comunità, messaggi di cordoglio da tutta la politica. Giallo di Castelfranco, era la migliore figlia del mondo e non sappiamo ancora di cosa sia morta, il dolore di papà di Serena Fasani in attesa dell'esito dell'autopsia. Paralimpiadi, Bebevio nella leggenda, secondo oro nel fioretto dopo quello di Rio 2016, la gioia della campionessa di Mogliano che svela: ho avuto un'infezione da stafilococco in aprile, rischiavo di morire. Basilica del Santo, il restauro degli affreschi di Giotto nell'arco della cappella di Santa Caterina ha restituito parti di pittura originali prima mai svelate. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. I No Green Pass alzano il tiro della protesta, sarebbero pronti a bloccare le stazioni il 1° settembre, giorno in cui il certificato sarà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza. La chiamata su Telegram, anche 8 città venete nel mirino. Ore 14.30 ritrovo davanti alla stazione, ore 15 si entra e si resta fino a sera. Il programma è chiaro, la data 1° settembre, giorno in cui l'obbligo di Green Pass entrerà in vigore per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. 54 città italiane nella locandina che circola nella chat Telegram Basta Dittatura, e di queste 8 sono in Veneto: Treviso, Mestre, Verona, Padova, Vicenza, Conegliano, Portogruaro e Rovigo. Insomma, il variegato popolo dei No Green Pass alza il tiro della protesta e stavolta non si accontenta di manifestazioni di piazza o di cortei. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno, si legge nella chat che annuncia la mobilitazione organizzata dal popolo che si definisce autogestito e pacifico. Ma è chiaro che la tensione si alza in vista di una settimana di fuoco e di una giornata, quella del 1° settembre, nella quale scatterà anche ufficialmente l'obbligo di Green Pass per il personale scolastico. Settimana difficile per i prefetti che negli stessi giorni sono chiamati a coordinare l'arrivo dei primi profughi dall'Afghanistan in Veneto. La mobilitazione dei gruppi No Green Pass verrà monitorata nei prossimi giorni. Quello che posso dire, spiega il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, è che non sono consentite manifestazioni che abbiano come obiettivo o risultato limitazioni a diritti fondamentali quali quello alla libera circolazione oppure l'interruzione di un pubblico servizio. Staremo a vedere. Resta da capire come e in quale forme la protesta nelle stazioni ferroviarie verrà attuata. Nonostante le intenzioni sbandierate, il rischio scontro c'è tra passeggeri con e senza Green Pass, ma non solo. L'interruzione di pubblico servizio è punita dal codice penale. Chi la mette in atto rischia una condanna fino a 2 anni. Green Pass e Mens, è stata sospesa la protesta dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana, che ieri aveva portato alla chiusura della mensa dell'azienda dopo che lo spazio era stato occupato dagli operai. Oggi è arrivata l'assicurazione da parte dell'azienda dell'allestimento di una tensostruttura all'interno della quale i dipendenti non muniti di Green Pass potranno consumare i pasti da asporto. Lo riferiscono le rappresentanze sindacali interne, che comunicano la sospensione delle agitazioni nei primi giorni della prossima settimana, dunque per il tempo tecnico utile a predisporre il ricovero. L'adesione allo sciopero indetto ieri, pari a 105 minuti nel turno di chiusura, sarebbe stata del 60%, tenendo presente che circa il 20% delle maestranze hanno rapporti di lavoro a termine e che dunque da parte loro non c'è stata astensione dalla produzione. A pochi giorni dalla ripartenza è caos nel mondo della scuola per quanto riguarda i controlli del Green Pass per i docenti, le sostituzioni per chi verrà sospeso e gli ingressi a orari differenziati. Scuola nel caos a pochi giorni dalla ripartenza e presidi sul chi va là in attesa dei chiarimenti dell'ultima ora, come ormai succede da più di un anno. L'obbligo di Green Pass per docenti ed operatori del mondo scolastico scatta dal 1° settembre, ma al momento non ci sono direttive su come dovrà essere esercitato il controllo e l'annuncio di queste ore del ministro Bianchi apre le porte all'utilizzo di una piattaforma web.
Una piattaforma dalla quale noi estrapoleremo semplicemente i nominativi dei nostri docenti e vedremo semplicemente se sono in possesso del Green Pass o meno. Questo sembra sulla base delle anticipazioni. Verremo informati, credo, prossimamente. Penso sia previsto un incontro col Ministero il 31 agosto. Gestione difficile in grandi istituti come il Majorana Corner, che da solo conta 130 docenti e 30 dipendenti del personale ATA, anche per il problema relativo a sospensioni e sostituzioni temporanee. Ci sono delle difficoltà a comprendere gli aspetti normativi, perché sicuramente il docente che non è in possesso di Green Pass dopo 5 giorni potrà avere il rapporto di lavoro sospeso, però noi non sappiamo, ancora non è chiaro per quanto tempo potremo nominare il supplente, perché noi non possiamo stipulare contratti nel quali non sia previsto il termine. Di pari passo corre il nodo dei trasporti. Basti pensare che in questo polo scolastico, il secondo più grande della provincia di Venezia, gravitano circa 4.500 studenti al giorno ed è impellente per i dirigenti la necessità di stilare orari differenziati di ingresso e di lezione. Lo scorso anno eravamo stati obbligati perché il prefetto ci aveva dato delle indicazioni rispetto alla differenziazione degli ingressi alle 8 e alle 9:30. Per quest'anno siamo in attesa di disposizioni. E a poco più di 2 settimane dalla riapertura delle lezioni, il Veneto punta a rafforzare il piano delle scuole sentinella e dei tamponi salivari sperimentato lo scorso aprile. La sfida è quella di garantire un anno scolastico in presenza per tutti i ragazzi. Ricordiamo che fra l'altro in Veneto dai 12 ai 19 anni ormai il 55%, quindi più di un ragazzo su 2 si è vaccinato. Guarda ai giovani, il presidente della regione Zaia da Mogliano per il Vax Day allestito allo stadio. Il Veneto in queste settimane punta sull'immunizzazione dei ragazzi per la sfida della ripartenza dell'anno scolastico con tutti in presenza ed affina il piano delle scuole sentinella già avviato la scorsa primavera. Identificare delle scuole nel Veneto rappresentative da testare, diciamo, a cadenza ripetuta in maniera tale di verificare la circolazione del virus. Quindi dico che noi saremo presenti con i tamponi salivari molecolari in alcune scuole anche della provincia di Treviso proprio per valutare e monitorare il grado di circolazione del virus. Progetto Scuole Sentinella del Veneto che verrà replicato a livello nazionale, ma in queste ore fanno notizia anche i focolai emersi in 2 RSA a Cartigliano nel Vicentino e a Mezzane di Sotto nel Veronese. La risposta anticorpale, quindi immunitaria, dopo la somministrazione del vaccino in un anziano è molto meno efficiente che in un giovane. E il vaccino nel bugiardino ha dichiarato che la risposta anticorpale avviene nel 96% dei casi, quindi fatti 100 i vaccinati, 96 avranno gli anticorpi. Andando in su con l'età si può arrivare anche a percentuali molto più basse del 96%. Detto questo, noi abbiamo oggi una casistica che è molto chiara. Il vaccinato che si reinfetta nella quasi totalità dei casi è un asintomatico, non ha sintomi, oppure ha sintomi lievi. I ricoveri per Covid di questa quarta ondata riguardano per la stragrande maggioranza persone non vaccinate. Oggi noi abbiamo in terapia intensiva sostanzialmente quasi tutti non vaccinati, anche di età giovane. Abbiamo anche un 32enne e in corsia abbiamo fondamentalmente il 70% dei ricoverati non vaccinati. E ci sono importanti aggiornamenti sul focolaio Covid nella casa di riposo di Cartigliano nel Vicentino. Sentiamo. La notizia dei casi positivi fra pazienti e ospiti della casa di riposo di Cartigliano è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese e il sindaco, l'onorevole Germano Racchella, si dice molto addolorato per quel che sta succedendo nella residenza per anziani. Spiace perché da quando è scoppiata la pandemia, grazie all'attenzione rigorosa nel seguire la normativa anti-Covid da parte di tutto il personale, fino ad ora non si era verificato nessun caso tra gli ospiti. Per ora la situazione è sotto controllo e la copertura vaccinale di molte delle persone coinvolte nel focolaio potrebbe rivelarsi fondamentale per la gestione dell'emergenza. La nostra fortuna è che quasi tutti, a parte uno, sono vaccinati, dunque risultano asintomatici. Comune e ULSS 7 Pedemontana lavorano a stretto contatto per la verifica continua della situazione e dello stato di salute degli anziani e degli operatori coinvolti, ma anche delle loro famiglie. Naturalmente tutti i familiari degli ospiti sono stati avvisati e invitati a eseguire il tampone.
Mi auguro che passi in fretta questa emergenza e ringrazio tutto il personale, i dirigenti e il consiglio di amministrazione per la scrupolosità con cui sta affrontando questo momento e per quanto fatto con professionalità fino ad oggi. Vax Day oggi allo stadio di Mogliano, abbiamo visto il governatore Zaia che appunto si era recato in sopralluogo, vediamo quindi com'è andata. Fatta, seconda cosa, ho finito. C'è chi, come questo ragazzo, completa il proprio ciclo vaccinale, chi invece ne approfitta per iniziarlo. L'occasione è quella offerta dall'Open Day di Mogliano Veneto, su iniziativa della società calcistica Union Pro, che ha messo le proprie strutture a disposizione di Regione, Comune e ULS 2 per una giornata di vaccinazioni, rivolta non solo ai giocatori tesserati, ma anche alle loro famiglie e a tutta la popolazione del territorio comunale e dei paesi limitrofi. Buona la risposta da parte dei giovani. Ci aspettavamo una buona affluenza, la stiamo superando, sono molti ragazzi giovani, questo ci rende molto contenti, molto soddisfatti dell'iniziativa. A Mogliano i dati ci dicono che 7 persone su 10 sono vaccinate, però ancora tanti giovani non lo hanno fatto e si sono prenotati per la giornata di oggi ed è una bellissima occasione. Accettazione, anamnesi, puntura e attesa. Il personale dell'ULS 2 ripete l'iter ormai consolidato, ma l'Open Day, andare cioè direttamente dove c'è una richiesta diretta, è una carta in più da giocare nella partita più grande della prevenzione. Nel raggiungimento del territorio per consentire così un'adesione ai più riluttanti, per non lasciare nulla di intentato. E il tentativo a volte funziona, portando anche i restii a convincersi che il vaccino sia l'unica arma efficace, anche ad evitare le restrizioni. Perché eravamo troppo impediti a fare tutto e mi sono decisa di farlo e basta, anche se la mia idea era completamente contraria. A lei non era favorevole al vaccino? No, non sono Novax, ma non ero favorevole, mi dispiace, la paura è tanta. Oltre 100 le prenotazioni, ma il servizio era garantito anche a chi ne era sprovvisto e fra 21 giorni la seconda puntata, sempre allo stadio. Il dramma dell'Afghanistan ora concluso, il ponte aereo italiano, è aumentata l'attenzione del governo sulla possibilità di attentati terroristici nel nostro paese, lo dice il ministro veneto del governo Draghi, il bellunese Federico D'Inca. L'Italia ha aggiunto ha a cuore il destino di donne e bambini afghani. Chiaro che ad oggi sarà ancora cresciuto maggiormente la nostra attenzione per evitare che si possano verificare eventi terroristici nel nostro paese. Chiaramente questo abbiamo tutta la parte dell'intelligence che è, e tutte le forze di polizia e dell'ordine, i carabinieri impegnati per salvaguardare sempre l'incolumità dei nostri connazionali nel nostro paese e non solo. Chiaramente il momento è molto complicato, dobbiamo ancora di più dimostrarci un paese unito attraverso appunto l'autorevolezza del Presidente Draghi e di tutti quanti e le forze politiche che lo stanno dimostrando anche nelle ultime giornate con una forte unità. Adesso c'è il momento anche della costruzione e dell'autorevolezza del nostro Paese, lo si vede attraverso appunto l'intervento del Presidente Draghi che chiede di poter avere un G20 aperto a Cina, aperto alla Russia, aperto al Pakistan, aperto all'India, i soggetti internazionali che sono più vicini a quel territorio, in modo tale da poter avere anche un'autorevolezza europea attraverso l'Italia per permettere la risoluzione della problematica dell'Afghanistan sul lungo periodo, anche perché chiaramente a noi tutti quanti sta a cuore il futuro delle donne afghane, che è di fatto il grande problema delle donne e dei bambini afghani. Ed ora andiamo sull'altopiano di Asiago, lutto per l'improvvisa scomparsa del sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari. Era in vacanza in Toscana. Si era preso una vacanza dopo tanto tempo per stare con la sua famiglia, ma Aldo Pellizzari, sindaco di Rozzo, non rivedrà mai più il suo amato altopiano e il suo paese. Il 52enne è morto in Toscana, dove si trovava in ferie con le persone che gli erano più care. Nel pomeriggio di venerdì Pellizzari aveva deciso di fare un tuffo nello specchio di mare di fronte alla baia dell'Arancio della spiaggia del Fortullino, nella bellissima frazione di Castiglioncello di Rosigliano, quando è stato colto da un malore.
Secondo le prime informazioni, pare che i presenti siano riusciti a trascinarlo a riva, dove avrebbe avuto appena il tempo di chiamare la moglie prima di perdere i sensi. Sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM che gli hanno prestato i primi soccorsi sotto gli occhi attoniti dei suoi familiari e dei molti turisti che avevano dato una mano nel suo salvataggio. Ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano e ai medici non è rimasto che constatarne il decesso. La salma è a disposizione delle autorità nella camera mortuaria dell'ospedale di Rosignano, in attesa di sapere se verrà disposta o meno l'autopsia. La data del funerale è quindi ancora da stabilire. La notizia è subito rimbalzata in Veneto, dove ha causato enorme dolore e cordoglio in quanti conoscevano Pellizzari per la sua attività di politico, amministratore e imprenditore. Il 52enne aveva deciso di non ricandidarsi, pare proprio per dedicarsi alla famiglia. Era rientrato da poco da un viaggio di lavoro all'estero e, dopo la fine della quarantena di rito, si era preso qualche giorno di vacanza. E l'improvvisa scomparsa del sindaco Pellizzari ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Aldo ha collaborato con me durante la mia amministrazione, durante la nostra amministrazione, con onestà, con fedeltà, con impegno, così come sapeva metterlo nel lavoro e così come sapeva essere amico, intelligente ed attento. L'altopiano piange Aldo Pellizzari. La sua improvvisa scomparsa getta nello sconforto l'intera comunità. Figlio, marito, padre devoto e imprenditore, si è speso con anima e cuore per la sua Arozzo per oltre 10 anni. Un uomo onesto, saggio, organizzato e molto generoso. Così lo ricordano i suoi colleghi e la sua amministrazione. Un galantuomo della politica d'altri tempi, dove il bene comune e gli interessi della città dovevano prevalere sempre sui personalismi. Un amministratore incredibile, eccezionale, che in questi anni ha completamente cambiato il volto del nostro piccolo comune. La positività con cui affrontava la vita ha contraddistinto ogni sua scelta politica e personale, praticando sempre e comunque l'arte della diplomazia, specialmente nella sua lunga carriera politica, che ha inciso la collettività non solo dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto umano. Penso che in 13 anni che abito a Arozzo sia una delle più belle persone che ho veramente incontrato e ho avuto la fortuna di conoscere. Tutto il paese è in lutto per questa notizia. Dispiace moltissimo perché è un'amministrazione che si è data molto da fare per il territorio, per legare i valori, per tenere tutti uniti. Siamo tutti sconvolti, anche perché l'età, le conseguenze e motivazioni che è morto è una cosa assurda. Il paese lo ricorda, il paese lo ama, se ne va un uomo per bene, ma Arozzo non lo dimenticherà mai, anzi celebrerà quello che di più bello ha voluto lasciare, la sua umanità. Purtroppo abbiamo perso un grande uomo, mi dispiace tanto. È profondo il cordoglio anche del mondo politico che si è stretto appunto alla famiglia in questo momento così tragico. Sentiamo. Giungono molti messaggi di cordoglio dal mondo politico per l'improvvisa scomparsa del primo cittadino Pellizzari. Ricordiamo quello del governatore Luca Zaia, dell'onorevole Salvini, del capogruppo in Consiglio regionale del Veneto Giacomo Possamai e molti altri. Un grandissimo amministratore, una persona che non cercava mai la polemica ma cercava sempre le soluzioni ai tanti problemi del territorio. Amministrava il suo piccolo comune con grande cuore, prendendosi veramente addosso ogni singola responsabilità di quella realtà. Notizie che lasciano un'intera comunità senza fiato. L'amministrazione comunale di Asiago si stringe al cordoglio della famiglia, degli amministratori di Rozzo, dell'intera comunità di Rozzo. L'Altopiano perde un bravo amministratore, una persona gioiosa, una persona che con il suo punto di vista a volte anche severo ha saputo incidere sulla politica altopianese. Voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto in questi anni sia da sindaco sia in una montana aspettabile reggenza dei 7 comuni. Ti giunga il mio abbraccio, il mio caloroso abbraccio, caro amico Aldo. Fai buon viaggio.
Ed ancora cronaca dal Bellunese, dove dobbiamo registrare l'ennesima morte in montagna. È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita di un giovane alpinista lombardo precipitato ieri sera mentre il compagno di cordata si preparava a scendere dalla Torre Venezia sul Civetta dopo aver scalato la via Ratti. Tratto in salvo l'amico, rimasto da solo anche se in contatto telefonico con i soccorritori in cima tutta la notte. E torniamo ora al giallo di Castelfranco. Non sappiamo nemmeno noi di cosa è morta nostra figlia, ma era la migliore figlia del mondo, così il papà di Serena Fasan, in attesa dell'esito dell'autopsia. Cosa volete che vi diciamo che non sappiamo ancora neanche di cosa è morta nostra figlia? Cosa vuole che vi dica di mia figlia? Che come tutti è la miglior figlia del mondo. Poche parole esasperate e sofferte, quasi trattenute dai balconi socchiusi di questa villetta schiera di via Roana a Castelfranco. Anche Francesco Fasan, papà di Serena, aspetta l'esito dell'autopsia sul corpo della figlia, trovata morta mercoledì sera alle 18:30 dal compagno mentre rientrava a casa dal lavoro. Poi nella notte il suicidio dello zio a Pieve, il 55enne Simone Fasan, fratello dello stesso Francesco. Un dramma nel dramma, ancora tutto da chiarire, con la procura trevigiana che ha aperto un doppio fascicolo, uno per omicidio volontario, l'altro proprio in queste ore sulla morte dello zio. C'è da fare luce su eventuali correlazioni tra gli eventi e sui segni trovati sul corpo della 37enne, forse riconducibili a dei tentativi di rianimazione. Quello che al momento sembra certo per gli inquirenti è che Serena non se li è procurata da sola. A questo punto l'ultima parola spetta all'autopsia disposta dal PM e che sarà eseguita tra lunedì e martedì dal dottor Alberto Furlanetto. I carabinieri in queste ore non hanno sentito nuovi testimoni. Con l'appartamento di via Ponchini ancora sotto sequestro, la scena della tragedia al momento è cristallizzata in attesa della verità medica. Tanti, troppi gli interrogativi con la famiglia che chiede silenzio. Proprio quel silenzio invocato ieri sera dal sindaco Stefano Marconi in piazza Giorgione, tornata a riempirsi per il concerto di Robby Facchinetti con il maestro Diego Basso. E mi sento di lanciare un appello a questa comunità. Dedicate un po' di questa energia positiva per stare vicini a Ettore, a Matteo, ai genitori di Serena, e vi prego di farlo dedicandogli 10 secondi di silenzio, magari facendolo tutti in piedi. Hanno bisogno di questo segnale e di niente di più, null'altro. Ed ora le Paralimpiadi di Tokyo. Bebe Vio ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile categoria B, e quella di oggi a Tokyo è stata una vittoria particolarmente importante per la campionessa di Mogliano, perché l'ha svelato lei stessa: ad aprile ho avuto un'infezione da stafilococco talmente grave che si prospettava l'amputazione del braccio sinistro e addirittura la morte, quindi è un miracolo che io sia qui e questo oro pesa molto più di quello di Rio. Così la campionessa, che si è lasciata andare in un pianto liberatorio dopo lo storico trionfo, e domani l'attende un'altra impresa difficile: provare a trascinare anche la squadra di fioretto all'oro. Se sembra impossibile, allora si può fare 2 volte. Il suo commento su Instagram. La cultura, ora il restauro degli affreschi di Giotto nella cappella di Santa Caterina nella Basilica del Santo a Padova. 5 mesi dall'inizio dei lavori sono comparsi particolari segni di pittura originale mai visti prima. I risultati sono sorprendenti per i frati del Santo e anche per i restauratori. Dopo il consolidamento della superficie pittorica, che in più punti si era sfaldata e in parte distaccata, nella cappella di Santa Caterina in Basilica del Santo sono stati avviati i primi tasselli di pulitura. Proprio togliere lo strato di sporco, anche proprio semplicemente imbevendo con acqua nelle parti ben conservate realizzate da Giotto, ed è apparsa proprio in tutto il suo splendore sia l'incarnato ma anche alcuni dettagli delle vesti con alcuni cangiantismi. È emerso anche lo straordinario roseo degli incarnati, il chiaroscuro di volti e mani. L'intervento di restauro promosso dalla Delegazione Pontificia della Basilica del Santo insieme al Comune di Padova e alla Fondazione Cariparo è ora un punto cruciale. L'intervento a bisturi ha eliminato parti come le malte o scialbo che non erano mai state rimosse e limitavano la lettura del lavoro originale di Giotto. Zona
con molto scialbo, quindi devo procedere con vari metodi. Uso sempre l'impacco con il neve o con il Lagarart sciolto e a caldo, proprio per muovermi lo scialbo, e piano piano con il bisturi lo rimuovo. Questa parte del viso era piena di scialbo, quindi sono riuscita a recuperare molti particolari. Tutte le dorature delle aureole risalgono al restauro del 1923, ma una traccia della doratura originale è sopravvissuta nell'asta della croce tenuta in mano da una delle sante ritratte da Giotto sull'interno dell'arco. Abbiamo potuto vedere che l'opera di descialbatura che era stata fatta ai primi del Novecento non era completa, cioè ci sono ancora delle parti di intonaco applicato, anche molto grezzo, che vanno a obliterare anche proprio delle parti giottesche. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Grazie per essere stati con noi. Come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Ci avviamo alla fine di agosto con un tempo un po' variabile, temperature gradevoli, quasi fresche in tutta Italia, ma vediamo il dettaglio di domenica 29 agosto sul nostro territorio. Sul Veneto sarà una domenica in gran parte soleggiata, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con bassa probabilità di qualche breve precipitazione, più che altro in montagna o localmente fin verso la pianura più interna. Temperature inferiori alla media del periodo, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con sole prevalente ma con occasionali precipitazioni, come vediamo sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, salvo anche qui per degli acquazzoni, ma sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 25-26 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.